Proclamato beato, la cerimonia questa mattina in piazza San Pietro davanti a migliaia di fedeli e alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Cerimonia seguita tra gioia e trepidazione a Canale d'Agordo e in tutte le diocesi di Belluno e Feltre, le emozioni vissute dai fedeli riuniti in piazza Papa Luciani. Nuovo appuntamento tra giovanissimi in centro a Treviso, questa volta l'obiettivo è Piazza Borsa, circa 500 hanno risposto, sventata una rissa grazie all'arrivo della polizia. Scontro tra due auto la notte scorsa a Treviso, uno dei conducenti, un 24enne con un tasso alcolico il doppio oltre il limite, patente ritirata dalla polizia locale. Sono riprese, andranno avanti anche domani le ricerche di Valeria Rosato, l'80enne scomparsa nel nulla lo scorso 15 maggio da Crespano. La tensione tra le imprese sta crescendo, a confermare il presidente di Unioncamere Pozza, l'ammalato sta entrando in agonia, dice. Intanto l'8 ottobre a Roma manifestazione generale della CGIL. 25.000 persone hanno assistito a Montebelluno al palio del vecchio mercato. A vincere Contrada Centro La Pieve, il bilancio finale parla di 50.000 presenze nella 6 giorni di manifestazione. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque Giovanni Paolo I è stato proclamato beato. La cerimonia seguita sin da questa mattina alle 10 da Antenna 3 in piazza San Pietro davanti a migliaia di fedeli e alla presenza del capo dello Stato oltre che delle autorità religiose e civili venete. Folla anche naturalmente a Canale d'Agordo, paese natale di Papa Luciani. Allora viviamo le emozioni della cerimonia in piazza San Pietro nel nostro servizio d'apertura. Beatissime Pater, ego episcopus bellunensis feltrensis, umillime a sanctitate vestra peto, ut venerabilem servum Dei Ioannem Paulum primum papam in numerum beatorum ad scribere benignissime digneris. Nos vota fratis nostri Renati Marangoni, episcopi bellunensi feltrensi, nec non plurimorum aliorum fratrum et episcopatum multorumquam Christi fidelium explentes de dicasteri e causi santorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei Ioannis Paulus primus, Papa, beati nomine imposterum appelletur, acque die 26 Augusti quotannis in locis et modis iuris statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sono trascorsi poco più di 10 minuti dopo le 10:30 la formula di rito letta da Papa Francesco eleva beato Giovanni Paolo I, un evento atteso da 19 lunghi anni dai fedeli presenti in piazza San Pietro a Roma per assistere dal vivo alla cerimonia e in contemporanea a Canale d'Agordo in piazza Papa Luciani davanti al maxischermo. Giovanni Paolo I sarà chiamato beato e ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto sarà celebrato il 26 agosto, giorno della sua ascesa al Soglio di Pietro nel 1978. Lo svelamento di un arazzo raffigurante l'immagine di Albino Luciani, la consegna di una reliquia risalente al 1956, un manoscritto autografo del beato incastonato in un'opera realizzata dallo scultore bellunese Franco Murer, sono stati salutati da un lungo applauso. Papa Francesco ha concelebrato il rito con circa 400 tra cardinali, vescovi e sacerdoti, tra loro il postulatore della causa di canonizzazione, il cardinale Beniamino Stella, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, il patriarca di Venezia Moraglia, i vescovi di Belluno Feltre Marangoni e di Vittorio Veneto Pizziolo. Alla celebrazione erano presenti il capo dello Stato Mattarella, il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il presidente della regione Veneto Zaia e il presidente della provincia di Belluno Padrin. Nella sua omelia Papa Francesco ha spiegato che Papa Luciani ha vissuto nella gioia del Vangelo senza compromessi, amando fino alla fine, incarnando la povertà del discepolo, pastore mite e umile, seguendo l'esempio di Gesù. Dopo l'Eucaristia e prima della benedizione, il Santo Padre ha rivolto un pensiero ai fedeli. Saluto tutti voi pellegrini, in modo speciale i fedeli di Venezia, Belluno e Vittorio Veneto.
località legati all'esperienza umana, sacerdotale e episcopale del Beato Albino Luciani. Gioia e trepidazione a Canale d'Agordo e in tutte le chiese della diocesi di Belluno-Feltre, salutate dal prolungato suono delle campane a festa. Le emozioni vissute dai fedeli riuniti in piazza Papa Luciani, istantanee raccolte in una mattinata che resterà nella storia. Si è conclusa la cerimonia di beatificazione da Piazza San Pietro in diretta, seguita anche da Canale d'Agordo, davanti a un foltissimo numero di fedeli che hanno avuto il privilegio, l'orgoglio di partecipare a questa che sarà una giornata ricordata come una giornata storica. Gli applausi da Piazza San Pietro a Piazza Papa Luciani a Canale d'Agordo, dove il pellegrinaggio dei fedeli è iniziato sin dalle prime ore di questa domenica, che ha consegnato alla storia Giovanni Paolo I. Gioia e trepidazione tra la gente arrivata da ogni parte del Veneto e dai villeggianti presenti per testimoniare la devozione che si respira in ogni angolo del paese natale di Albino Luciani. È stato un uomo che ha preso per il cuore tutta la gente, io credo, perché con semplicità, con umiltà, come diceva sempre lui, ha fatto delle cose grandissime, e se 33 giorni sono bastati ad avere questo, non c'è nient'altro da aggiungere. È sempre stato un papa buono, che ha fatto del bene. Ecco, tutto qua. Lei è contenta e felice che finalmente siamo arrivati alla beatificazione del Papa? Sì, meritava. Come dice? Magari prima. Poteva essere fatte prima? Sì, sicuramente. C'è dentro di noi, dentro di me qualcosa che è il Papa del mio paese, di questo paese. E quindi oggi lei non ha voluto mancare? Assolutamente no. Siamo sempre venuti qua a trovarlo, quando venivamo in ferie a Falcade la prima tappa era questa. Più di 10 anni che veniamo, è sempre un gran ricordo. È un riconoscimento anche di una persona qui del posto, nato tra le nostre montagne, sicché è una grazia per tutti noi come esempio di vita e di cristiano vissuto, insomma, ecco. La sua immagine scolpita a grandezza naturale in bronzo, conservata all'ingresso della chiesa parrocchiale, raduna ai piedi ex voto richieste di grazia, le foto di chi a Papa Luciani ha rivolto le proprie preghiere. Via vai di gente al museo intitolato al Beato e all'ufficio della sala comunale per l'annullo filatelico del francobollo papale. Tra i pellegrini incontriamo una coordinatrice degli scout di Venezia che ebbe la fortuna di conoscere personalmente Albino Luciani. Era di un'umanità incredibile. Le posso raccontare che ci riceveva nel suo salottino privato con le poltroncine rosse in similpelle, niente di lussuoso. Rivelava la sua profonda umanità, la sua spiritualità. Ci sembrava di essere proprio con un amico. Da Roma il messaggio del presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Oggi siamo stati qui insieme ai familiari, insieme a tantissime autorità, insieme al mondo della Chiesa, che si è riunito attorno ad una figura che resterà per sempre nella storia e che purtroppo abbiamo perso dopo troppo poco tempo. Domenica prossima a Canale d'Agordo alle 16 la messa solenne di ringraziamento per la beatificazione di Papa Luciani. Il vescovo Renato Marangoni concelebrerà il rito presieduto dal patriarca di Venezia, unitamente al vescovo di Vittorio Veneto e al vescovo emerito Giuseppe Andric. Voltiamo pagina, veniamo alla cronaca, perché c'è stato ieri pomeriggio un nuovo appuntamento tra giovanissimi in città Treviso. Questa volta l'obiettivo era Piazza Borsa. Circa 500 hanno risposto, sventata una rissa grazie all'arrivo della polizia.
Un nuovo appuntamento sui social, il Tam Tam parte dopo mesi di silenzio e Treviso torna ad essere la piazza più ambita. Il ritrovo è in stazione e da qui, come un fiume in piena, la marcia dei giovanissimi verso Piazza Borsa, dove la rissa, la resa dei conti invocata, viene sventata all'arrivo della polizia. I video pubblicati a decine su TikTok mostrano una lunga marcia dei ragazzi verso il centro. Poche ore dopo la polizia locale dirà che erano in 500. Non ci sono stati particolari episodi di violenza o di rissa, questo grazie anche a una vigilanza preventiva continua e capillare da parte di molte pattuglie schierate in centro, a cura della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale. L'unico episodio che si è verificato e che ha attirato subito l'attenzione di due pattuglie della Polizia locale e di una della Questura si è consumato verso le 15 del pomeriggio vicino alla stazione, vicino al sottopasso della stazione, quando due ragazze 14enni si sono spintonate per fatti però che erano successi a scuola e in ambito familiare. Ragazze identificate, entrambe residenti a Salgareda, e i genitori avvisati poco dopo sono venuti a prenderle. Non si sono registrati episodi di violenza, conferma il comandante della Polizia locale Andrea Gallo. Non si può dunque parlare di baby gang, ma il fenomeno dei giovanissimi che si danno appuntamento in branco in centro città non è più un caso isolato, è in massa. Si sa, anche una parola di troppo può diventare pretesto e sfociare in qualcosa di ben più grave. Aggressioni verbali e fisiche che hanno visto protagonisti sempre giovanissimi circondati da coetanei che invece che sedare gli animi hanno cercato di diffondere quelle immagini quasi fosse un vanto, riprendendo tutto con i loro cellulari. È accaduto a Treviso, Conegliano, Oderzo, ieri ancora a Treviso, ma i ragazzi provengono da tutta la provincia. Incidente spettacolare ma fortunatamente senza feriti gravi, quello accaduto la scorsa notte in Viale Brigata Treviso, poco prima dell'1, coinvolte una Qashqai condotta da un 27enne del Bangladesh residente a Treviso e una BMW alla cui guida c'era un 24enne, anche questo di Treviso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno sottoposto i due conducenti all'alcol test. Il 24enne aveva un tasso alcolico di 1,36 grammi per litro, più del doppio consentito. A regolare invece la posizione dell'altro automobilista. Al giovane è stata immediatamente ritirata la patente. L'esatta dinamica dell'incidente è adesso al vaglio delle due pattuglie della polizia locale intervenute per i rilievi di legge. E sono riprese questa mattina su richiesta della prefettura le ricerche di Valeria Rosato, la 88enne scomparsa da Crespano del Grappa lo scorso 15 maggio. Oggi le squadre del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si sono concentrate nelle zone impervie e boschive di Castelcucco, mentre vigili del fuoco e protezione civile verificavano le aree adiacenti più prossime all'abitato. Due tecnici del gruppo FOR del soccorso alpino e speleologico veneto sono inoltre scese lungo il torrente Musone partendo dalla latteria. Domattina le perlustrazioni riprenderanno in nuove aree di ricerca. Siamo adesso al caro energia, la tensione tra le imprese sta crescendo, lo conferma anche il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza, che dice l'ammalato sta entrando in agonia, sono già stati tagliati gli investimenti. Il problema possiamo cercare di risolverlo solamente con l'Europa. Un tetto al prezzo del gas al più presto, un'azione unitaria dell'Europa a cui far seguire quella di ogni singolo paese, e a richiamare l'Europa al suo dovere solo poche ore prima era stato da Cernobbio anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Serve, aveva detto, una risposta europea all'altezza dei problemi, risposta che il Presidente di Unioncamere sintetizza così. L'importante è che si sganci il prezzo dell'energia dal valore del gas, perché purtroppo è questo il problema, ossia noi stiamo pagando la corrente elettrica molto di più di quello che si paga, ma questo è avvenuto prima della crisi dell'Ucraina, quindi c'è una speculazione in atto già da parecchio tempo. Non fosse così, il nostro paese continua, resterebbe in balia della speculazione. La tensione del mondo dell'impresa è altissima e le risposte devono essere immediate. Forte la presa di posizione anche dei sindaci. I sindaci sono la parte politica che più sta accanto al cittadino, e quindi questo atto di solidarietà, e non solo di solidarietà, non dico un atto dovuto, ma però è comprensibile. Nei prossimi giorni è stato fissato un incontro tra Unioncamere e il garante dell'energia.
2 anni fa a Treviso la firma di un protocollo chiamato Aria importante che consentì un notevole risparmio alle attività commerciali del centro con l'appello a chiudere le porte dei negozi. L'ammalato però Chiosa Pozza sta entrando oggi in agonia. Non possiamo pensare che la nostra capacità di resistenza, di innovare, di ricercare, perché si stanno fermando anche gli investimenti. Io conosco tanti imprenditori che dovevano investire con fotovoltaico oppure a riammodernare gli impianti o acquistare nuove macchine che hanno ritardato e lo spostano più avanti a tempi migliori. Posti di lavoro a rischio, all'orizzonte il timore di nuove povertà. Sono le preoccupazioni della CGIL legate proprio ai rincari di luce e gas. Il sindacato lancia 2 grandi manifestazioni. Le prospettive dell'autunno sono drammatiche, recessione certa, razionamenti e crisi energetica, e questo fa presagire ricadute sul lavoro, i fermi, la cassa integrazione, le chiusure e i licenziamenti, ma soprattutto un drammatico e traumatico impoverimento. Fino ad oggi noi abbiamo avuto solo un assaggio di economia di guerra. Ecco, direi che dopo la pausa estiva la misureremo, stiamo già iniziando a misurarla. Uno scenario dalle tinte fosche, quello disegnato da Cristian Ferrari della CGIL. Un insieme di fattori rischiano di creare quella che può essere definita come la tempesta perfetta per il sistema economico. CGIL lancia delle possibili soluzioni che il prossimo governo sarà chiamato a mettere sul tavolo, come lo scostamento di bilancio o una manovra fiscale che guardi ad esempio agli extra profitti energetici. Serve sostenere il reddito delle persone, delle pensioni, i redditi fissi, serve farlo ovviamente con i rinnovi dei contratti che non possono ovviamente non tener conto di questo aumento dell'inflazione. 2 gli appuntamenti in programma per la CGIL per far sentire le ragioni del mondo del lavoro. Il primo a Bologna il 14 settembre con una mobilitazione generale per lanciare nelle ultime battute di campagna elettorale le proposte del sindacato. Ma soprattutto per indicare al prossimo governo, chiunque esso sarà, quali sono le proposte e le priorità delle organizzazioni sindacali e del mondo del lavoro. L'8 ottobre invece a Roma con una mobilitazione nazionale dei lavoratori. Che porterà a Roma milioni di lavoratrici, di lavoratori, di pensionati e di pensionati per dire al prossimo governo quale la legge di stabilità e la legge finanziaria per rilanciare e difendere il mondo del lavoro e quindi l'insieme dell'economia e del nostro Paese. Aumenti dei costi dell'energia quintuplicati per le piscine che lanciano l'allarme, situazione drammatica, o interviene il governo o andiamo verso la chiusura degli impianti? È una situazione assolutamente drammatica e insostenibile. Non usa giri di parole Roberto Cognonato, fotografando quella che è, soprattutto sarà in inverno, la situazione degli impianti natatori, realtà energivore che risentono degli aumenti con costi quintuplicati a parità di consumi. Una fattura che prima degli aumenti dell'autunno scorso si aggirava intorno a 8-9 mila euro è diventata di 20-30 mila euro e adesso la prospettiva è che diventi di 50-60 mila euro per lo stesso livello di consumo. Per cui se prima nel bilancio di un impianto incideva il costo energetico per circa il 30% del bilancio complessivo, adesso si va al 70-80%. A luglio alcuni impianti hanno visto fatture di 20-25 mila euro a fronte di quelle degli anni precedenti dello stesso periodo di 5-6 mila euro. Un salasso per le piscine, nonostante la stagione estiva 2022 abbia registrato numeri simili a quelli del periodo pre-Covid. Quello che può essere stato un beneficio di questo periodo è stato utilizzato per andare a pagare debiti pregressi di fatture energetiche non pagate o rateizzate durante l'anno 2022 e non c'è nessuna capacità di sostenere ulteriori aggravi di costi. Le conseguenze di questi aumenti sembrano essere già scritte. Molti impianti hanno già deciso di chiudere nel periodo invernale, aprire solo nei mesi estivi, altri, soprattutto impianti di tipo privato, altri stanno valutando le possibili soluzioni, che non possono essere gravati sull'utenza perché dovrebbero essere quintuplicate le tariffe delle attività e nessuno
mai verrebbe a frequentare gli impianti con tariffe assolutamente economicamente insostenibili. I gestori stanno facendo il possibile per resistere, prima con la pandemia, ora con i rincari, ma è necessario, spiega Cognonato, che intervenga il governo con misure che limitino questi aumenti esponenziali. Si vedrà se ci sono delle risposte che possono in qualche modo dare un barlume di speranza o se siamo tutti proiettati a una chiusura. In autunno dobbiamo aspettarci una sesta ondata Covid, lo spiega l'epidemiologo Massimo Guerriero, che poi invita le categorie fragili a sottoporsi al vaccino e di non attendere la versione aggiornata del siero. Sicuramente noi dovremo attenderci una prossima ondata. Il Covid in questi 2 anni e mezzo ha insegnato che a periodi di tregua si alterna poi una recrudescenza del contagio e di conseguenza delle ospedalizzazioni, ancora di più se non si parte da una quota zero della circolazione del virus. Tutte le volte che una funzione esponenziale non parte da zero ma parte da livelli più alti, ha bisogno di poco tempo per esprimere valori molto elevati. Una sesta ondata che può essere tamponata solo attraverso le vaccinazioni. La linea viola di questo grafico evidenzia la percentuale di persone che si sono sottoposte alla dose booster. Questa linea viola è sistematicamente sempre più in basso, cioè dire che la vaccinazione continua ad avere un effetto, e questo effetto è tanto maggiore quanto più continuiamo a vaccinare le persone fragili. Per metà settembre è attesa la versione aggiornata del vaccino anti-Covid per la variante Omicron, approvata pochi giorni fa da EMA. Ma sono troppi 15-20 giorni per attendere quel vaccino, quindi le persone che debbono fare il booster perché fragili, vuoi per età o vuoi per comorbidità, non debbono attendere il nuovo vaccino, ma devono correre immediatamente a farlo. Il Covid e le conseguenze della pandemia sull'esperienza della donazione, che sia del sangue o del midollo osseo. Intanto ADMO in questi giorni è sbarcata a Venezia, alla Mostra del Cinema, con un docufilm che racconta l'esperienza di medici e volontari. Che noi abbiamo avuto anche casi di donatori disponibili che hanno risposto alla chiamata della compatibilità, ma positivi al Covid, che quindi non hanno potuto intraprendere il vero e proprio percorso di donazione. Anche la realtà del trapianto di midollo osseo è stata travolta dal Covid, così come quella della donazione di sangue, ed è ancora difficile, come conferma Paola Baiguera, volontaria e presidente di ADMO Padova, tornare ai livelli pre-Covid. Impatto devastante perché ha allontanato i giovani dagli ospedali e dalle strutture a cui rivolgersi per entrare nei registri attraverso un apposito esame del sangue o della saliva. Ci stiamo accorgendo adesso del sangue che manca, perché sono tutte le donazioni che non sono avvenute nei mesi passati, perché ricordiamo sempre che il sangue donato non va in automatico in donazione, e i donatori che si tipizzano oggi non vanno in automatico in donazione, ma devono attendere un periodo proprio di ricerca di compatibilità e tra l'altro attendere il momento migliore della salute del donatore. E per avvicinare ancora di più i giovani al messaggio del dono, la donazione di cellule staminali è diventata un docufilm sbarcato venerdì alla Mostra del Cinema di Venezia. 8 tappe in un viaggio per la regia di Paolo Arala dal titolo Il Tour del Dono. In bicicletta attraverso il Veneto, il pluriatleta Massimo Braconi incontra i medici dei centri trasfusionali, i donatori e i volontari di ADMO. Il docufilm è pieno di contenuti informativi, rassicuranti, ben costruiti, rassicuranti perché in realtà raccontano quello che davvero succede, quindi smitizzano questo mondo da tutte le preoccupazioni, da tutte le paure che magari i ragazzi possono avere. E abbiamo bisogno di donazioni perché, come mi piace dire, noi siamo qui, ma la malattia ematologica non sta alla finestra, quindi non aspetta noi, le persone si ammalano e l'unica cosa che noi possiamo fare è rispondere prontamente con il vostro impegno a reclutare nuovi donatori, il nostro impegno istituzionale a mettere i pazienti nelle condizioni di essere trapiantati il più presto possibile. Il documentario potrebbe presto essere trasmesso nelle scuole del Veneto. L'obiettivo: trovare quanti più donatori compatibili con le persone in attesa di trapianto.
E a proposito di donazione, oggi al Tempio Internazionale del Donatore di Pianezza di Valdobbiadene si è svolta la 22esima giornata provinciale del donatore. L'iniziativa promossa da Avis Provinciale di Treviso ha chiamato a raccolta le 89 Avis comunali della Marca e numerosi dirigenti dell'associazione. Il dono è il termometro del benessere di una società, ha esordito Stefano Pontello, presidente dell'Avis Provinciale di Treviso. L'andamento delle donazioni è in ripresa, ci sono segnali incoraggianti in tal senso. Per sostenere la raccolta è stata avviata, spiega ancora Pontello, una campagna di ricerca di medici per poter dare risposta alla disponibilità di donazione garantita dai volontari su tutto il territorio trevigiano, in particolare la domenica presso le unità di raccolta sangue sparse nella nostra provincia. In vista del passaggio di consegne, visita di saluto a Cassugana per il comandante uscente del 51esimo stormo di Strana e nell'occasione confermato che Treviso è una delle città scelte per le celebrazioni del centenario dell'Arma Azzurra del prossimo anno. Ci dobbiamo preparare per il centenario, però ho passato il testimone a Emanuele. Ha lanciato così il comandante uscente del 51esimo stormo la conferma che Treviso il prossimo anno è una delle città scelte in tutta Italia per le celebrazioni dei 100 anni dalla fondazione dell'Arma Aeronautica. L'occasione è il saluto del colonnello Nardir Ruzzone del suo subentrante Emanuele Chiadroni alla città di Treviso, con l'incontro in Sala Razzi di Cassugana con il sindaco Mario Conte. Il passaggio delle consegne avverrà martedì mattina alla base di Istrana. Ruzzone è al vertice del 51esimo stormo dal 2020, mentre Chiadroni è reduce da un'esperienza di comando negli Stati Uniti e nella base di Tampa in Florida. Forte il legame con la città, testimoniato dall'atmosfera informale nell'incontro di saluto. L'aeronautica fa parte del DNA della città di Treviso per la presenza, poi siamo tutti cresciuti con il naso all'insù sentendo passare gli aerei, però poi ci sono dei comandanti che lasciano il segno, qualcuno un po' più incisivo, qualcuno un po' meno, però il tuo è un segno decisamente profondo nei cuori della comunità e questo è legato soprattutto alla tua presenza sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista anche di amicizia, nel senso che tu hai sempre partecipato a tutte le iniziative del comune, te con la tua famiglia, e quindi questo è stato percepito molto forte dall'amministrazione, tanto che dall'amministrazione e dalla comunità, tanto che abbiamo voluto proprio creare questo piccolo momento di saluto che è un arrivederci fondamentalmente. È una città che non dimenticherò mai perché ha dimostrato una vicinanza unica al 51esimo stormo, è un tutt'uno. Al nuovo comandante il sindaco ha già chiesto di ripetere per il centenario l'esperienza di montare degli aerei in città, come già fatto nel 2019 in Piazza dei Signori. I programmi sono tantissimi per il 2023, l'aeronautica orgogliosamente farà delle mostre itineranti e sfrutteremo tutto l'anno per mettere a disposizione, quindi eventualmente anche mostrare i nostri mezzi a più gente possibile. Quindi non è una promessa, ma diciamo ci lavoreremo al 110%. Termineranno in tempo per il rientro in classe i lavori all'Istituto Besta di Borgo Cavour Treviso, sopralluogo di dirigente e presidente della provincia. Scuole al via tra poco più di una settimana, ma l'Istituto Commerciale Besta di Borgo Cavour, cantiere ancora aperto. Nelle scorse ore la dirigente Renata Moretti e Stefano Marcon, presidente della provincia, ente a cui è spettato il grosso intervento di adeguamento da 1.150.000 euro, hanno effettuato un sopralluogo per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori, che dovranno essere in grado di consentire ai ragazzi dal 12 settembre di rientrare in aula, e l'esito è stato positivo. Da martedì, mercoledì si riprendono i lavori e andiamo a completare tutti i lavori interni, comprese le pulizie da giovedì, venerdì. Mi sembra che i lavori siano a buon punto, noi dobbiamo partire con il 12 perché i nostri ragazzi devono tornare, quindi hanno lavorato intensamente tutta l'estate, anche di domenica, l'impresa. Speriamo dunque davvero di concludere a breve per procedere con le operazioni di pulizia e di ripristino delle nostre aule. Tetto e servizi igienici gli ambiti interessati principalmente dalla riqualificazione, che dovrebbe essere completata in tutte le sue parti per gli inizi di ottobre. È un lavoro importante, 1.150.000 euro di interventi che passano attraverso il rifacimento della copertura, i solai antisfondamento, insomma tutti i lavori che nel tempo
dovevano essere fatti e ai quali oggi stiamo dando risposta. Metteranno in sicurezza i ragazzi, i docenti e faranno sì che l'anno scolastico sia più confortevole rispetto al passato. 500 gli studenti che frequentano la sede di Borgo Cavour, altrettanti quelli che hanno invece sede in via Ghirada, dove è partito da quest'anno il nuovo indirizzo relativo a servizi culturali e dello spettacolo. Abbiamo preso per mano un po' tutti gli oltre 100 edifici delle scuole superiori e ripeto, oggi qui diamo una risposta importante, così come la stiamo dando a tutti i 6 macropoli della nostra provincia. Pochi secondi di pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco. Rieccoci in studio, 25.000 persone hanno assistito a Montebelluna al Palio del Vecchio Mercato nella giornata conclusiva, seguita in diretta anche da Antenna 3. A vincere la contrada Centro La Pieve, il bilancio finale parla di 50.000 presenze nella 6 giorni di manifestazione. Ecco il Centro La Pieve che arriva proprio in questo momento. Incredibile, vittoria del Centro La Pieve. Stremati ma felici gli atleti del Centro La Pieve con 9, 23 e 44 conquistano la 32esima edizione del Palio del Vecchio Mercato. Per gli atleti azzurri si tratta della quinta vittoria entrando nella storia del Palio. La fatica ha lasciato spazio agli abbracci per aver tagliato il traguardo con il tempo migliore dopo 1990 metri di percorso e una pendenza del 5%. 11 le contrade che si sono sfidate nella giornata conclusiva di una manifestazione che ha visto in questi 6 giorni 50.000 presenze. Circa 25.000 le persone che oggi hanno seguito la gara dei carri carichi di prodotti tipici di ogni singola contrada che hanno toccato i luoghi simbolo di Montebelluna. La fatica dello stanghista di Contea alla Torre. 5 atleti con 2 cambi per ogni contrada hanno spinto i carri che per regolamento non possono avere un peso inferiore ai 380 kg. Un'emozione che si rinnova anche per chi, come Paolo, membro della giuria, segue la gara ormai da 30 anni. È nata una tradizione con questo palio, con i Selese che hanno inventato questa gara qui, è stato molto bello e noi la portiamo avanti. Dopo le restrizioni a causa della pandemia, il palio numero 32 rappresenta di fatto un ritorno alla normalità. C'è partecipazione, emozione, perché ovviamente dopo 2 anni c'era bisogno di qualcosa in città che smuovesse un po' gli animi. C'è intrattenimento comunque, perché c'è una bella giornata. Intanto ieri era stata la volta del palio femminile di Montebelluna che ha visto la vittoria della contrada di Busta il Postale. Per la squadra granata una riconferma dopo il successo ottenuto nel 2021. Vestito costruito su misura per... Un concorso enogastronomico tra le riserve della biosfera MAB UNESCO italiane. In gara anche 26 squadre del territorio della biosfera Montegrappa. Anche la riserva della biosfera MAB UNESCO Montegrappa partecipa ad Appvivium, il concorso enogastronomico a chilometro zero che coinvolge ristoratori, agriturismi e produttori delle riserve della biosfera MAB UNESCO italiane. 26 team partecipanti dall'area del Grappa, 18 dal versante trevigiano, 4 dall'area vicentina e 4 dal bellunese. I team così composti devono proporre un piatto accompagnato da una bevanda con i prodotti del territorio che sono indicati prevalentemente contenuti nel paniere che è stato allegato al regolamento e che ha scelto i prodotti che il territorio propone come tipicità. L'obiettivo principale è la valorizzazione del patrimonio agroalimentare che diventa strumento di conservazione della biodiversità. Al centro delle ricette delle squadre partecipanti sicuramente i formaggi del Grappa, il morlacco e il bastardo in particolare, le carni ma anche le verdure e la frutta come le mele di Monfumo e le castagne. Le aziende coinvolte nel concorso si sfideranno nelle prime selezioni dal 24 al 26 ottobre a Villa Fietta, Pieve del Grappa. Gli chef avranno a disposizione 90 minuti per presentare 4 piatti da sottoporre alla giuria. Solo 4 team approderanno poi alla fase finale. Il concorso poi si sviluppa in una fase nazionale da cui esce un vincitore che andrà a competere con i vincitori delle altre riserve della biosfera che si troveranno a Colorno il 30 novembre dove verrà decretato il vincitore della gara nazionale. Questo concorso ci consente di coniugare assieme quella che è la sintesi un po' della nostra riserva di biosfera, quindi la destinazione turistica che però è in grado di offrire anche prodotti di
grande qualità. È il primo evento che facciamo assieme alle altre riserve di biosfera, che ci consentirà appunto di farci conoscere non solo in territorio nazionale ma anche internazionale, perché sappiamo che tutto ciò che è UNESCO ha l'attenzione da parte di cittadini e turisti soprattutto di tutto il mondo, quindi questa è la prima occasione per presentare un territorio che oltre alle grandi ricchezze naturalistiche, artistiche e storiche ha anche qualcosa di buono da offrire. Premio Campiello, Bernardo Zannoni trionfa con il suo primo romanzo I miei stupidi intenti, secondo Antonio Pascale, terza Elena Stancanelli. Il nostro Lorenzo Maier ha intervistato il vincitore. Il mio libro, nella sua essenza più stretta, è l'autobiografia di una faina. Ovviamente una cosa abbastanza particolare, siccome le faine non sanno scrivere né hanno la concezione di cosa sia un'autobiografia. È la storia di Arci, che è un animale che vive in un mondo molto feroce, che si ritrova per determinate circostanze a dover vedere la vita e la natura con occhi completamente nuovi. Imparerà la potenza della parola, della scrittura, scoprirà la morte come agente equo che tocca ogni essere vivente su questa terra, cosa che gli animali ignorano, e scoprirà anche l'esistenza di Dio con tutte le sue contraddizioni e le sue domande. Sul fatto di essere qua a Venezia in questo bellissimo hotel, fra l'altro, continua a darmi un certo sgomento, un certo brivido e anche un leggero terrore. Sono contentissimo della scelta della giuria di mettermi in questa fantastica cinquina e insomma che vinca il migliore, ecco. Ed è tutto, siamo in chiusura, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e ancora buona domenica. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un aumento della pressione atmosferica, dunque bel tempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 5 settembre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con tanto sole ovunque e cielo sereno o al massimo velato. Qualche addensamento pomeridiano sui monti con occasionali acquazzoni. Temperature in aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo ben poche novità, anche qui ampio soleggiamento, cielo limpido o con poche nubi sparse, senza piogge associate. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25-29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato e non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.